che abbiamo chiamato i nostri giovedì culturali con la biblioteca Antonio Fogazzaro dei comuni di Montegalda e Montegaldella. Ancora per questo mese saremo online nei consueti canali YouTube e Facebook del comune di Montegalda per 3 giovedì. Ci terremo compagnia per 3 giovedì. Oggi, il giovedì 20 e giovedì 27. Da giugno invece confidiamo di riprendere questi incontri e altre iniziative in presenza. Vi anticipo già che con i comuni di Montegaldella, Grisignano, Mestrino e Veggiano stiamo compilando un calendario condiviso che ci vede protagonisti di molti appuntamenti per tutto il mese di giugno e la prima settimana di luglio. Questi eventi saranno, speriamo, tutti all'aperto per valorizzare i rispettivi territori. Ma torniamo alla nostra serata. Questa sera la nostra bibliotecaria, la dottoressa Chiara Pellizzari, intervisterà un suo amico scrittore, ha la fortuna di conoscere questo scrittore, Diego Pitea, che in collegamento proprio da Reggio Calabria farà questa serata e ci terrà compagnia. E lo ringraziamo molto della sua disponibilità, diamo il benvenuto e lascio la parola a Chiara. Grazie a tutti e buon ascolto. Buonasera a tutti e benvenuti. Questa sera quindi sarà mio compito accompagnarvi alla scoperta di un autore esordiente, Diego Pitea, e del suo splendido thriller, L'ultimo rintocco. Quindi buonasera a te Diego e benvenuto. Buonasera a tutti gli amici del comune di Montegalda. Molto bene Diego, allora come prima cosa ci racconti un po' chi sei? Sì, allora io abito, come ha appena detto l'assessore, a Reggio Calabria e lavoro al consiglio regionale qui sempre nella mia città. Ho una moglie splendida e 3 figli che ormai su Facebook sono famosi con il nome di Manuel, Lucio e Belva. Niente, io nella mia vita ho giocato a calcio per un po' di tempo e poi in seguito a un evento particolarmente doloroso della mia vita ho scoperto la scrittura. Il primo tentativo di scrittura è andato bene perché il libro è risultato finalista al premio tedesco delle Mondadori e da lì ho iniziato il percorso di scrittura. Puoi disattivare l'audio del tuo computer, per cortesia? Sì. Perché ti disturba il sonoro. Per cui tu stavi parlando della tua famiglia e ci stavi raccontando del fatto che appunto hai una splendida moglie e 3 figlioli. Ci ripeti i soprannomi che hai dato? Nano, Mollusco e Bello. In realtà i nomi sono Riccardo, Samuele e Lorenzo. Molto bene, grazie. E appunto dicevo, perché ti sei buttato nella scrittura e soprattutto poi perché hai scelto di scrivere gialli? Allora, io sono stato sempre un lettore di gialli. Il primo giallo me l'ha letto mio padre quando avevo circa una decina d'anni. Ero a letto con la febbre e lui ha pensato bene di leggermi questo libro. E da allora è stato amore a prima lettura, diciamo. Per cui sono sempre stato un lettore. La passione per la scrittura è subentrata in seguito, come dicevo prima, a un evento molto doloroso, che era la malattia di mia madre, per cui feci un giuramento: se si fosse salvata non avrei più letto gialli. Ora, vista il mio amore per questo genere, dopo 1 o 2 mesi praticamente sono entrato in crisi d'astinenza, per cui ho pensato di scrivermene uno, così per piacere personale. Soltanto che una volta scritto ho mandato il libro
al premio Tedeschi della Mondadori, che premia appunto il giallo migliore inedito di quell'anno. E sono entrato in finale. Da lì praticamente ho capito che potevo continuare con questa passione. Poi dopo quel libro ne è arrivato un altro, sempre finalista al premio Tedeschi, anche il secondo, e successivamente ho firmato un contratto con un'agenzia letteraria di Roma. Poi praticamente è arrivato il terzo libro, che è questo che presentiamo stasera, cioè l'ultimo rintocco, che a differenza dei primi due è un thriller psicologico. Il thriller psicologico perché sono stato consigliato dall'agenzia letteraria di allora di scrivere un genere che fosse più che avesse più mercato, diciamo. Quindi qualcosa che fosse più appetibile, piuttosto che... Sì, in quel momento i thriller, cioè anche adesso diciamo, i thriller andavano molto, e quindi l'agenzia letteraria ha pensato cioè mi ha consigliato di scrivere questo genere. Io con il thriller psicologico mi trovo abbastanza bene, perché lo trovo attinente al giallo, non proprio al giallo classico, ma al giallo moderno, un po' sì. Tra l'altro in questo libro, l'ultimo rintocco, c'è una sottotrama che è un giallo classico, diciamo. Quindi ho voluto inserire anche in questo thriller psicologico il mio genere preferito. Sì, sì, infatti. Veniamo appunto direttamente al romanzo. Appunto, ci hai già detto perché hai scelto di scrivere un thriller e soprattutto in cosa si differenziano un thriller e un giallo classico? Per chi non lo sa, insomma, per chi... Allora, il giallo classico, diciamo il giallo all'Agatha Christie, che sarebbe la scrittrice che tutti conosciamo naturalmente, è caratterizzato da un numero chiuso di sospettati, da un omicidio, da un numero chiuso di sospettati e da un investigatore, che sarebbe il Poirot, lo Sherlock Holmes, non lo so, di turno, che tramite delle cioè, diciamo, non ho sentito, scusa. Deduzioni. Delle deduzioni, delle indagini, riesce a scoprire il colpevole. Nel thriller psicologico invece, di solito il thriller psicologico viene identificato con il serial killer. Infatti anche nel mio libro c'è il serial killer che viene denominato l'escissore, e in questo caso non è tanto la scoperta dell'assassino che interessa, quanto la psicologia che muove questo individuo nel commettere gli omicidi. Quindi è praticamente io il mio libro lo identifico spesso come una sorta di partita a scacchi fra due menti geniali, perché è appunto questo, è un botta e risposta fra il serial killer, che appunto è denominato l'escissore, e il protagonista del libro, che sarebbe Richard Dale, entrambi con una mente geniale. E quindi questo escissore è tra l'altro un edonista, cioè uno di quei serial killer che hanno la tendenza a inviare alle forze dell'ordine dei messaggi, magari indizi celati, nel caso del mio libro, in quadri, libri famosi, per sfidarli. Appunto per sfidare in questo caso l'investigatore Richard Dale, che tra l'altro è affetto dalla sindrome di Asperger, quindi anche lui ha una mente geniale. E quindi il thriller psicologico non ha un numero chiuso di indiziati, ha questo serial killer che commette gli omicidi, e la polizia, nel mio caso l'UACV, che sarebbe l'unità anticrimini violenti della polizia, coadiuvata da questo investigatore, da questo criminologo Richard Dale, deve riuscire a trovarlo prima che commetta il prossimo omicidio. Quindi diciamo che la differenza principale fra i due generi
è questa. Molto bene, ti ringrazio. Venendo specificamente a Richard Dale, chi è e quanto c'è di te in lui? Moltissimo. Allora, Richard Dale, come dicevo prima, è uno psicologo affetto dalla sindrome di Asperger. Quando è stato il momento di creare questo personaggio, sono andato a prendere la persona più vicina a me, cioè io, me stesso. Non sono naturalmente il primo che fa un percorso del genere, perché molti altri prima di me, molto più famosi e più bravi, l'hanno fatto. Penso a Philip Marlowe di Chandler, quello che mi viene prima in mente. Perché l'ho fatto? Perché in questo modo penso di riuscire a rendere il personaggio il più realistico possibile, perché alla fine i pensieri, naturalmente con dei limiti, i pensieri di Richard Dale sono i miei, i comportamenti spesso sono i miei, e quindi in quel modo riesco a renderlo il più credibile possibile. Tra l'altro penso che quasi tutti gli scrittori fanno, quelli che conosco io lo fanno, di creare dei personaggi che hanno, se non proprio tutta la personalità dello scrittore, ma molti tratti sicuramente sì. Sì, dunque Diego, in quanto scrittore di gialli e appassionato di gialli, appassionato di enigmi, appassionato anche di, come si dice, di cronaca nera, qual è il tuo rapporto con la legalità? Ma guarda, io penso che il giallo sia l'apoteosi della legalità, perché pur essendoci degli omicidi, pur essendoci degli assassini, alla fine il bene trionfa sempre, cioè la legalità trionfa sempre, perché alla fine l'investigatore, l'ispettore, il commissario, quello che è, alla fine riesce a trovare sempre l'assassino e a ricondurlo alla giustizia. Quindi penso che il giallo da questo punto di vista sia il genere più che abbraccia di più la legalità in letteratura. Sono d'accordo. Adesso, se permetti, leggerei un breve pezzo e magari poi ne parliamo insieme. La prima volta che aveva visto il quadro era stato in viaggio di nozze, lui e Monica. Il patto. Aveva consentito a visitare Versailles, che odiava, ma aveva ottenuto in cambio il Centre Pompidou, lo strano museo con i tubi. Queste le parole esatte della moglie. Gli aveva tolto il fiato. Si rendeva conto che era un modo di dire inflazionato, ma non trovava altre parole che potessero spiegare ciò che aveva provato. Da allora quel quadro aveva scalzato la zattera della Medusa nella sua speciale classifica. La prima impressione che gli era passata per la testa era che Kandinsky avesse creato un'opera dotata di vita propria, che si muoveva nello spazio e nel tempo, mutando le forme e i colori. Per cui in questo romanzo una delle cose che ho notato e che inizialmente mi aveva parecchio spaventato è che tu hai buttato molta carne al fuoco, perché ci sono gli indizi celati nei quadri, quindi ci sono molte opere d'arte che vengono nominate e descritte all'interno del romanzo, ma c'è la lingua latina e ci sono degli indizi nascosti nella lingua latina, così come ci sono indizi legati ad altre forme di indovinelli e di enigmi. Come sei riuscito a mettere insieme tutta questa serie di roba? Proprio perché sono le mie passioni, e io come il protagonista sono affetto dalla sindrome di Stendhal, quindi davanti a un quadro mi viene da svenire. Tra l'altro quella zattera della Medusa, che è il quadro di Jerry Cole che viene menzionato lì, è proprio qui dietro di me, ed è un quadro meraviglioso.
Per cui nel libro ho cercato, tra l'altro i quadri io li inserisco in quasi tutti i miei libri perché è una delle mie più grandi passioni. E come questo ho cercato di inserire nel libro tutte le mie passioni, cioè i libri, perché poi nel passaggio successivo di quella lettura che tu hai fatto si nominano dei libri e lui praticamente si immedesima in questi libri, il ritratto di Dorian Gray, Moby Dick, tutti questi libri qua. Quindi queste sono le mie grandi passioni, insieme agli scacchi, alla matematica, gli indovinelli. Tu lo sai bene, come lo sanno bene i nostri amici, praticamente quando c'è un rompicapo, un indovinello di mezzo, io esco completamente pazzo. Quindi io nei libri che scrivo non riesco a creare quella semplice storia. Ecco, mi viene in mente Montalbano, quella storia che si svolge dall'inizio alla fine in maniera lineare. A me mi piace creare appunto questi salti, questi rompicapi, queste situazioni in cui l'investigatore si trova spesso con le spalle al muro senza sapere che pesci prendere. Quindi tutto quello che viene menzionato nel libro in pratica sono passioni, sono le cose che io amo trovare nei libri degli altri e in quelli che ho letto specialmente durante la mia giovinezza. Penso a Ellery Quinn in particolare, uno scrittore di gialli classici che amava inserire anche lui questi Van Dyne, questo tipo di indovinelli che portavano poi alla soluzione del giallo, diciamo. Quindi sono mie passioni e quindi le ho volute inserire perché a me piacciono, spero piacciono anche a tutti quelli che leggeranno il libro. Molto bene. E tra l'altro, all'interno del romanzo, come sottolineavi prima, oltre ad esserci la trama thriller che percorre tutto il romanzo e che effettivamente con un crescendo molto adrenalinico ti porta fino all'ultimo rintocco, fino all'ultimo sì. con il fiato, veramente con il fiato, resti con il fiato sospeso fino all'ultimo istante. Oltre alla trama thriller c'è anche una sottotrama gialla che effettivamente richiama fortemente un caso di cronaca del passato, per il quale ti dico non nominare che voglio lasciare i lettori in sospeso. Il libro qui c'è, quindi signori che guardate potete venire a prenderlo a prestito tranquillamente, non ve magno. Quindi signori, se siete curiosi leggete il romanzo, ne vale la pena. Ma che rapporto hai con la cronaca nera? Qual è il tuo modo? La segui, non la segui? Quanto ti interessa? Una delle trasmissioni mie preferite è Un giorno in pretura, che tu naturalmente conoscerai. Quindi io ogni sera mi collego con Rai Play e mi rivedo qualche puntata, qualche processo famoso. Ieri con i nostri amici ne parlavamo dell'omicidio di Gloria Robbs, per cui la cronaca nera è il mio pane quotidiano, anche se nella creazione delle mie trame non mi baso sulla cronaca perché solitamente sono delle trame un po' troppo semplici, diciamo. Questo caso che tu menzionavi, che non dico mi ha invece particolarmente colpito perché nell'immaginario è forse il caso più misterioso che ha avuto l'Italia nel dopoguerra. Forse il mostro di Firenze, ma dopo il mostro di Firenze viene questo qui. Per cui quando è stato necessario studiare le carte per creare appunto la trama, perché rispecchia molto, molto da vicino questo caso, ho seguito quindi il processo, ho cercato in rete
tutti i documenti che ne parlassero, e quindi ti dico questa chicca: ho trovato praticamente un'incongruenza nelle indagini della polizia, e all'epoca, stiamo parlando di 5-6 anni fa, contattai il magistrato che si era occupato delle indagini, però purtroppo non ho mai avuto riscontro. Però questo caso l'ho voluto inserire perché in ogni mio libro inserisco sempre una parte gialla, perché alla fine rimarrà sempre la mia passione primaria. E all'epoca, come ti dicevo, mi colpì per questo mistero che si era creato intorno al caso, con degli elementi che nessuno riusciva a spiegare. Quindi quando ho pensato alla trama dell'ultimo rintocco, mi è venuto in mente il caso, e mi è sembrato bello, anche perché viene inserito in modo particolare, con quello stacco che tu ricorderai sicuramente, e quindi ho pensato che ci stesse bene nel libro. Ci stava. E, cosa volevo dire io? Dunque, immagino, da buona bibliotecaria, per me è impossibile non chiedertelo. E questa tua passione per il giallo, stai cercando di trasmetterla ai tuoi figlioli o no? Guarda, a proposito di questo, oggi stavo cercando su Amazon un lettore di ebook per il bambino. Lui, tempo fa, fino a poco tempo fa, abbiamo letto diversi gialli di Agatha Christie, perché si vede che hanno preso dal padre, vogliono leggere anche il medio. Il grande ha 11 anni, quindi ormai già inizia ad avere le sue preferenze, però anche il medio, che ha 6 anni, gli piace sentire queste storie di Sherlock Holmes. Abbiamo letto Uno studio in rosso di Sherlock Holmes, L'assassino sull'Oriente Express, 10 piccoli indiani di Agatha Christie, quindi sono appassionati, si vede che hanno preso da me. Io penso che insegnare ai bambini fin da piccoli a leggere è una cosa fondamentale, perché apre loro la mente, se non altro gli fa vedere le cose da un altro punto di vista. Io faccio di tutto perché loro diventino dei lettori come lo sono stato io. Io ringrazio tantissimo mio padre per quel primo libro letto, perché probabilmente sarei diventato un lettore ugualmente, perché se uno ha una passione alla fine poi la coltiva. Però il fatto che qualcuno ti sproni a iniziare è una cosa importantissima. Magari se fossi nato in una famiglia dove non c'erano lettori, questa passione sarebbe arrivata molto più tardi, e quindi mi sarei perso un sacco di bei libri. Quindi sì, io sprono sempre i miei figli, diciamo il grande, perché i piccoli ancora sono piccolini, il grande a leggere. Tra l'altro, come ti stavo dicendo, a breve gli comprerò un lettore ebook. Ottimo. E tra i gialli che appunto sono la tua passione, qual è il personaggio che ti ispira di più e che ti piace di più? Allora, guarda, i gialli, quelli che stanno nella mia lista personale, fra i più belli, ci sono questi due che ho preparato, perché questa domanda me la fanno sempre, e sono 10 piccoli indiani e la serie infernale di Agatha Christie. Sono due gialli meravigliosi che consiglio a tutti di leggere. Tra l'altro sono due gialli che, rispetto alla descrizione di gialli che abbiamo fatto prima, sembrano all'inizio uscire da quella caratterizzazione, invece poi c'è il colpo di scena finale che ti lascia stupefatto. Però diciamo, nella creazione del mio personaggio Richard Dale, io mi sono ispirato a uno scrittore che adoro particolarmente, è un personaggio, è al suo investigatore, che è Philo Vance, cioè l'investigatore
SS Van Dyne, uno scrittore statunitense che ha creato questo personaggio eclettico, intelligentissimo, acculturato, che ama gli scacchi, ama la fisica, la matematica, tutte passioni che ha in comune con me. Quindi quando ho letto di questo investigatore è come se mi fossi visto io all'interno del libro. Quindi i gialli che mi sono piaciuti di più nella mia vita sono quelli di Agatha Christie, cioè la mia scrittrice preferita, perché ha creato dei libri meravigliosi. Però se dovessi citare un personaggio di un libro, sicuramente Philo Vance, è un investigatore meraviglioso. Se non avete mai letto i libri di questo scrittore, leggeteli, perché oltre a questo personaggio ci sono delle trame bellissime, diciamo. E naturalmente io sono in grado di procurarveli, quindi passate pure da me che trovate pane per i vostri denti, ma lo sapete. Una miniera d'oro è la tua biblioteca. Eh sì, allora, cos'altro? So che avevi preparato un breve video, una cosa del genere, no? No. No. Perfetto. Benissimo, momento di panico, adesso lo risolviamo. Signori, chi di voi avesse qualche domanda da fare, vi leggo, quindi scrivete pure senza nessun problema. Per cui se volete fare qualche domanda a Diego, siete i benvenuti, sappiatelo. Io adesso sto pensando alla prossima domanda da proporre. Sì, ecco, una cosa che mi chiedo, dove lo trovi il tempo per scrivere con una moglie, un lavoro e 3 figli? Non è così semplice. Lo so, quello è il difetto di non essere uno scrittore professionista, diciamo, perché purtroppo devi ritagliarti il tempo quando la tua famiglia e il lavoro, come dicevi tu, lo permette. Solitamente riesco a scrivere la sera quando le 3 pesti si sono addormentate. Io cerco di metterle a letto il prima possibile, anche se il piccolino non ne vuole sapere, perché lui fa sempre mezzanotte, l'una, e quindi ci distrugge. Però solitamente, diciamo, quasi tutti penso riescono a scrivere la sera, oppure magari quando ci sono quei piccoli ritagli di tempo nel pomeriggio. Io porto sempre con me ormai questi smartphone sono dotati anche di applicazioni che ti consentono di scrivere, quindi quando mi viene in mente qualcosa la butto sempre giù. Io ho la caratteristica di quando penso a una trama, non penso mai alla trama in toto, diciamo. A me mi viene una scintilla nella testa. Nel caso dell'ultimo rintocco, stavamo passeggiando con mia moglie sul lungomare di Palermo e mi è venuta in mente questa trama. Nel momento in cui, questo parlo per i thriller psicologici, nel momento in cui mi viene in mente questa trama inizio a scrivere, quindi non ho una scaletta come fanno molti già definita con i vari capitoli. No, io scrivo di getto, quindi quando ho la possibilità, anche 2 minuti, butto giù qualche cosa. Per quanto riguarda invece i gialli, come ti dicevo prima, essendo il giallo un genere particolare in cui c'è una cerchia ristretta di sospettati, degli indizi che devi disseminare lungo tutto il percorso e che non devono essere visibili per l'investigatore ma invisibili per le persone che leggono, lì in quel caso devi avere una scaletta già prefissata, cioè questo indizio deve andare qui, quell'altro deve essere inserito in quell'altro punto, i dialoghi devono dare la stura a un certo ragionamento, ma non devono rivelare troppo della trama. Quindi in quel caso devi avere tutto già in testa, per cui
è un pochino più difficile mettersi al computer e scrivere di getto in quel caso, perché devi avere tempo per pensare, per ragionare, per cercare di incastrare tutti gli elementi. Per cui solitamente io scrivo di sera, però in questi casi, negli ultimi tempi che sto scrivendo questi thriller psicologici, quando ho 2 minuti di tempo, anche sul telefonino mi appunto sempre qualche cosa. Sì, sì, molto bene. Dunque, arrivati a questo punto direi che so che c'è ancora qualcos'altro che bolle in pentola o... Sì, sì. Allora, un po' di tempo, luglio scorso, ho firmato un contratto con una nuova agenzia letteraria di Roma, che tra l'altro è diretta da 2 editor straordinari, fra i migliori d'Italia, e quindi abbiamo ripescato il primo libro, il giallo classico, diciamo, che io ho intitolato Rebus per un delitto, ma sicuramente cambieranno il titolo, per cui abbiamo iniziato a lavorare con l'editing su questo libro e 2 o 3 mesi fa abbiamo finito, per cui il libro è stato proposto a delle case editrici e mi hanno comunicato 2 giorni fa che c'è una casa editrice che è notevolmente interessata. Non faccio il nome perché ancora non c'è niente di scritto, però il martedì prossimo ho un incontro sempre via videoconferenza con tutto lo staff della casa editrice per discutere di questo contratto. Sono molto felice perché pur riconoscendo a questa... ti spiego cosa è successo. In pratica, quando io all'inizio per l'ultimo rintocco ho firmato un contratto con una agenzia letteraria di Firenze. Quando è stato il momento di presentare il libro alle grandi case editrici, è venuta a mancare la titolare dell'agenzia letteraria, quindi mi sono trovato praticamente con il libro in mano e senza null'altro. Che cosa è successo? Che la casa editrice collegata all'agenzia letteraria mi ha proposto di pubblicarlo con loro e a quel punto, non volendo più perdere tempo, perché in editoria i tempi sono lunghissimi, ho deciso di pubblicare con questa casa editrice che è una casa editrice seria, però è un pochino piccolina, per cui nella promozione del libro, in tutte queste cose, mi sono trovato un pochino da solo. Per cui con questa nuova agenzia letteraria abbiamo cercato una casa editrice che mi potesse dare un pochino più di sostegno. E questa sembra essere, questa nuova casa editrice sembra essere quella che fa il caso mio. Per cui sono abbastanza contento e sono molto fiducioso in questa riunione che si terrà martedì. Benissimo, spero anch'io che le cose vadano bene. E ora, visto che stiamo parlando dell'ultimo rintocco, e di altro ancora non si parla, quantomeno per scaramanzia, teniamo le cose. Diciamo che al 99% è così, però non lo diamo per certo. Sì. E allora, tornando all'ultimo rintocco, ci parli un po' degli altri personaggi del romanzo, un pochino? Allora, accanto a Richard Dale, come dicevo, è il criminologo che è geniale, ma con un carattere scontroso, irritabile. Abbiamo altri 2 personaggi chiave, diciamo, che sono il commissario Marani, che sarebbe il commissario capo dell'unità anticrimini violenti della polizia, un personaggio burbero però dall'animo gentile, io lo chiamo così,
e Doriana Guerrera, che sarebbe la profiler, cioè quella che ha il compito di stilare il profilo del serial killer. Doriana Guerrera è una ragazza brillante, intelligente, ed è segretamente innamorata di Richard Dale. Quindi, poverina, spesso fa le spese di questo carattere insopportabile del protagonista. Però alla fine loro riescono ad andare d'accordo e insieme a integrarsi e a, diciamo, sopperire uno alle mancanze dell'altro, perché Richard Dale ha una mente geniale, però ha bisogno di qualcuno che lo mette in riga, diciamo, che lo stabilizzi dal punto di vista psicologico, perché è un personaggio un pochino particolare. Insieme a questi personaggi, che sono coloro che si occupano delle indagini, c'è un altro personaggio chiave, che è Monica, cioè la moglie di Richard Dale, che sembra un personaggio secondario, però alla fine si scoprirà che avrà un ruolo fondamentale nel romanzo. Naturalmente non vi svelo nulla, perché il giallo e il thriller si basano appunto sul mistero e quindi sul disvelamento man mano che si va avanti con la lettura. Però, diciamo, i personaggi principali sono questi. Poi accanto a questi ruotano altri personaggi secondari, non lo so, penso a Gustave Meniere, che è uno studioso che aiuta Richard nel interpretare la frase in latino che viene inserita in uno dei rompicapi. Diciamo, questi sono i personaggi principali. Per quanto riguarda invece la sottotrama gialla, è una trama a sé stante, ci sono le indagini le svolgono sempre gli stessi personaggi, però ci sono altri personaggi. Certo, da un lato appunto c'è la squadra investigativa, e dall'altro poi ovviamente ogni caso incrocia persone diverse, incrocia personaggi differenti, e fin qui ci siamo, ok. Bene, leggerei un ultimo brevissimo passo, appunto, per ricordare, per riavvicinarci ancora un'ultima volta ai personaggi prima di salutarci. Richard si destò con una sensazione di paura addosso, il viso avvampato e il corpo umido, appiccicaticcio. Un incubo, probabilmente, di cui non ricordava la trama. Il modo ideale per iniziare la giornata. Erano poche le cose al mondo che lo disturbavano di più. Si sedette sul bordo del letto e prese una liquidizia da una stufa sul comodino. Poi indirizzò il viso verso un ventilatore che ronzava. Un vento caldo sembrò seccargli la pelle. Venne percorso da un brivido. Delle unghie gli stavano scavando solchi nella schiena. Si voltò. Monica lo guardava, ancora assonnata, da dietro due fessure. Che ore sono? Meno qualcosa. Troppo presto, comunque. Bene, quindi questo è un po' il rapporto tra Richard e Monica, no? Cane e gatto, diciamo. Però sì, alla fine però si vogliono bene, sono quelle coppie, non so se tu ricordi Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, che si battibeccavano dalla mattina alla sera, però poi alla fine di fondo c'era un amore sconfinato. Poi Richard lo dimostrerà nel corso del libro. Per questo dicevo che Monica alla fine avrà un ruolo principale, all'inizio sembra un personaggio secondario, però poi alla fine avrà un ruolo principale nella storia. Tra l'altro hai menzionato le liquorizie, è una delle caratteristiche del libro, perché Richard praticamente ne va a pazzo, ci sono le liquorizie dappertutto in quel libro. E
ovviamente sarà una delle cose che ti avvicina di più a Richard, immagino. Sì, certo. Quelle, le liquorizie, io sono calabrese e la Calabria è, diciamo, una delle principali esportatrici di liquorizie nel mondo, quindi è una cosa che adoro. Ottimo. Direi che a questo punto ormai siamo arrivati alla conclusione di questa serata. Spero che il pubblico, chi ci ha ascoltato, abbia trovato la serata interessante vi auguro la buonanotte. Ringrazio profondamente te, Diego, per esserti. Grazie a voi per l'ospitalità meravigliosa. Ti salutano e ti ringraziano tutti quanti e speriamo di rivederci. Speriamo di vederci presto dal vivo e non più attraverso un computer. Attraverso uno schermo. Speriamo bene, dai. Quindi grazie di tutto e a presto. Buonanotte a tutti e arrivederci. Buona serata. Arrivederci.